L'aumento dei contagi e dei ricoveri che ha indotto la Regione a sospendere parte della sanità ordinaria suscita preoccupazione anche nei sindacati dei pensionati che chiedono l'impegno di tutti i cittadini. Chiediamo alla popolazione di prenotare e di farsi somministrare la terza dose. È un atto di responsabilità e di amore che noi facciamo verso i nostri anziani. Noi abbiamo lanciato questo allarme anche perché poi le persone preoccupate per la propria salute sono spinte a rivolgersi verso la sanità privata e quindi chi può permetterselo paga per avere le visite e chi non può permetterselo invece aumenta le condizioni di malattia, di sofferenza, il rischio di aggravamento. A fronte di questa situazione noi abbiamo lanciato l'allarme e abbiamo chiesto all'assessora Lanzarino un incontro urgente. Ma c'è un'altra questione che preoccupa molto: il fatto che molti anziani ospiti delle case di riposo non potranno trascorrere le festività natalizie con i propri familiari, dopo l'ordinanza della Regione che limita le visite e soprattutto nega i rientri in famiglia a meno di una valutazione positiva della direzione sanitaria. Di qui un'altra richiesta da parte del sindacato alla Regione. Di allentare le maglie rispetto agli ospiti delle case di riposo. Sappiamo quanto importante sia soprattutto in questo periodo il poter rientrare in famiglia vicino agli affetti familiari. Il fatto di essere vicini alle persone che ti vogliono bene, alle persone che sono in famiglia funziona più di una terapia farmacologica e non siamo solo noi a dire questo. E chiediamo quindi che, sapendo e essendo consapevoli che molte volte le ordinanze vengono interpretate in maniera restrittiva, che ci sia un minimo di sensibilità verso questi anziani che già fragili sono e che già stanno soffrendo molto.